Benvenuti a Firenze, una delle città più belle e romantiche d'Italia. Questa città è stata il cuore del Rinascimento e non c'è da meravigliarsi perché tante persone vi si recano per ammirare l'arte, la cultura, la storia e la gastronomia locale. Firenze ha una bellezza che rimane impressa nella mente e nel cuore di chi la visita. Quindi, se avete intenzione di visitare Firenze, preparatevi a rimanere senza fiato. Piazza della Signoria è una piazza che vi lascia incantati. Si trova al centro della città ed è il luogo dove i fiorentini amano passeggiare. Qui potete trovare il famoso Palazzo Vecchio, il municipio della città che si eleva maestoso e si erge sulla piazza. Il museo interno del palazzo è ricco di storia e vi porta in un viaggio attraverso i secoli. La Loggia dei Lanzi è un altro edificio che non potete perdere, con le sue splendide statue, tra cui il celebre Perseo con la testa di Medusa di Benvenuto Cellini. Piazza del Duomo, con la sua imponente cattedrale di Santa Maria del Fiore, è un'altra piazza iconica di Firenze. La cupola del Brunelleschi, una delle più grandi del mondo, è visibile da tutta la città. La cattedrale è anche famosa per la sua facciata in marmo di Carrara, che presenta un intricato disegno a fasce bianche, verdi e rosse. Per una vista panoramica della città, Piazzale Michelangelo è il posto perfetto. Situato sulla collina di San Miniato, offre una vista spettacolare sulla città con la cupola del Brunelleschi che spicca tra gli edifici. Il parco pubblico di San Miniato è anche un luogo popolare per una passeggiata. Per gli appassionati d'arte, la Galleria degli Uffizi è un vero paradiso. Qui si trovano opere d'arte di alcuni dei più grandi artisti italiani, tra cui Leonardo da Vinci, Michelangelo, Botticelli e Raffaello. La Galleria dell'Accademia è invece famosa per la sua collezione di sculture di Michelangelo, compresa la statua del David. Per assaporare la cucina locale, il mercato centrale è il luogo ideale. Qui si può provare una varietà di prodotti freschi come frutta e verdura, carne, formaggi e pane. Ci sono anche molti ristoranti e bar che servono piatti e bevande locali. La Basilica di Santa Croce, situata nella piazza omonima, è un'altra attrazione importante di Firenze. Qui si trovano le tombe di molti personaggi storici italiani, tra cui Michelangelo, Galileo Galilei e Niccolò Machiavelli. In definitiva, Firenze è una città che offre una vasta gamma di esperienze culturali e storiche. Che si tratti d'arte, architettura, cibo o panorami, Firenze ha qualcosa da offrire per tutti i gusti. Se visitate questa città, non potrete mai dimenticarla.